Ma l'avventura più grande è quella che deve venire per me. Io sono uno abituato a pensare al prossimo obiettivo, no? Alla prossima sfida. È ovvio che siamo rientrati in Italia da una campagna impegnativa che ci ha dato tante soddisfazioni. Ovviamente purtroppo non siamo riusciti ad ottenere l'obiettivo massimo, che era quello di vincere la Coppa America, ma è stata un'avventura speciale, soprattutto visto anche il periodo storico che stiamo vivendo e il fatto di aver trasmesso un po' di energia positiva a tanti italiani che ci hanno seguito nonostante l'orario alle 4 di notte. È stato un momento bello anche a livello emotivo per noi, quindi siamo felici di essere qua oggi al Salone Nautico di Venezia e speriamo di poter trasmettere un po' di emozioni stasera attraverso questa conferenza stampa e non vediamo l'ora di iniziare e tornare in acqua. Per me Luna Rossa, io sono con il team dalla prima sfida, dal 97, è parte della mia vita, degli ultimi miei 20 anni di vita. La mia famiglia è cresciuta all'interno del team, quindi oltre ad essere ovviamente onorato, sento Luna Rossa parte integrante di me, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista professionale. E avere l'opportunità di essere a capo di un team del genere ovviamente mi rende orgoglioso. Siamo qua al Salone Nautico oggi per ringraziare il pubblico italiano che ci ha seguito in questi mesi. È uno spettacolo, tantissima gente e vogliamo dare qualcosa di ritorno al supporto che ci avete dato in questa competizione che per noi è stata così importante. Sicuramente l'episodio più drammatico è stato il ribaltamento di American Magic. È il momento più bello quando abbiamo vinto la Prada Cup, ovviamente, così come le prime regate di finale dove abbiamo vinto alcune regate, poi purtroppo erano un po' più veloci di noi, quindi ci siamo fermati lì. E a tutte le persone, tutti i ragazzi, tutti gli appassionati che volessero intraprendere un percorso come il mio, come il nostro, sicuramente ci vuole tanta dedizione, spendere tanto tempo a studiare le cose, avere inventiva e voglia di investire se stesso e il suo tempo in qualcosa di importante. La città di Venezia ha un grandissimo ricordo della Coppa America grazie a Raul Gardini al Moro di Venezia che nelle acque appunto della laguna 30 anni fa fece il varo della sua prima barca che avrebbe partecipato all'edizione di San Diego del 92 ed è stato un gemellaggio che poi si è protratto nel tempo con un grande affetto da parte della città nei confronti di tutte le manifestazioni beliche e del Moro di Venezia in particolare. Il mondo della vela cambia da un punto di vista tecnico, però da un punto di vista caratteriale dei personaggi e le regole che in un certo senso governano il nostro mondo rimangono più o meno le stesse. Sono delle regole di lealtà sportiva, di rispetto delle regole, insomma, e comunque di grande competizione, competitività, ma sempre nello spirito di amicizia.